lo scrittore. Lei, la giornalista. Lui abbandona la solitudine del suo lavoro. Lei è stanca di fare le solite domande. Due sguardi e due voci attraverso i migliori festival italiani. Due percorsi di viaggio nei luoghi dell'arte, della cultura, dell'innovazione. Uno zaino dove raccogliere oggetti, intuizioni, parole che raccontano il nostro presente. Buone idee da mettere via per il futuro. Immaginate la Sardegna, le sue tradizioni, la natura selvaggia, i tramonti sul mare. Adesso immaginate le note di un pianoforte, di un sax, di una tromba. Ora provate a immaginare tutte queste cose assieme. È Timing Jazz, il festival ideato da Paolo Fresu che raduna a Berchidda i più grandi jazzisti italiani e internazionali. Marta sta per guidarci in un viaggio unico, tra suoni, paesaggi e parole. Un viaggio, zaino in spalla, è qualcosa che inizia sempre da un punto. Nel mio caso è questo traghetto che sta salpando per la Sardegna. È lì nel cuore dell'isola, a Berchidda, che mi immergerò nei suoni di Timing Jazz. Un festival che da 28 anni sta compiendo qualcosa di straordinario, rendere una provincia rurale e poco abitata una delle capitali della musica. Parto perché voglio andare alla ricerca di un pezzo di Italia diverso, un territorio che negli anni ha vissuto grandi cambiamenti, un luogo, un tempo fuori dalle mappe e oggi destinazione preferita dagli amanti del jazz. La musica può dare un nuovo senso ad un luogo? E questa esperienza può diventare un modello di futuro per altre perle sconosciute sparse per il nostro paese? Ho questi interrogativi nella testa mentre la nave attraversa il Tirreno. La nave, già. Forse alcune risposte alle mie domande potrò trovarle già dentro questo grosso animale di ferro, tra ponti, cabine e ristoranti. Sì, perché dove meno te lo aspetti, tra i turisti che affollano i bar e la piscina, arriva la musica. E se non sai cos'è, è jazz. Voi vi sentivate un po' come in quel film? Ieri ho avuto l'immagine di Natalio che avrebbe suonato e dopo la forza di un'onda l'avrebbe spinto a ovest e me lo sarei visto partire con lo sgambello così. La musica è un viaggio, è già di per sé un viaggio. Occupare lo spazio con la musica è una cosa che facciamo tutti. Giocare con la musica nello spazio è quello che si fa con il jazz. Credo che il jazz sia il genere musicale più globale, no? Perché ci sono gli indiani che suonano jazz, sono gli argentini che suonano il jazz, ci sono i francesi che suonano il jazz, ci sono i sardi che suonano il jazz. Alcuni sardi suonano il jazz. Capito? Quindi un sardo o un argentino come suona il jazz? Con tutta la reminiscenza di quello che è la sua cultura, la sua radice, no? Tante esperienze così diffuse in Italia, ci sono 5-6 grossi festival così sempre di meno, forti, sempre di meno, sempre più in difficoltà. Si è consapevoli che quello che ha combinato Paolo Fresu con Timing Jazz, anche nell'indotto che ha generato, è una virtuosa eccezione.
Paolo Fresu, trombettista sardo, è lui l'animatore di questo festival ed è lui che si è messo in testa che la musica può davvero cambiare i luoghi, che può arrivare davvero ovunque, ed è lui che suona la sua tromba nel cielo. Berchidda è il paese che ti aspetti di trovare nel cuore della Gallura. Pochi abitanti, pastori, pecore, sole cocente e un panorama arido e brullo. Ci sono perfino i signori sorridenti seduti ad un bar, bevono vino e chiacchierano, proprio quello che uno si aspetta. Quello che forse non ti aspetteresti è scoprire che a Berchidda la musica c'è sempre stata. Ha più di 100 anni la banda, no? Però la banda più già di 100 prima, anni, già prima di... certo. Stiamo parlando dell'inizio del Novecento. Quindi qui a Berchidda il jazz un po' si respira nell'aria da un sacco di anni. Sì, sì. Paolo Fresu ha iniziato a suonare Con noi. Con voi? Con i Carnaval. Lui aveva 16 anni. Suonava anche la tastiera. Anche la tastiera? Il Polymoog suonava lui. Con Time in Jazz è cambiata Berchidda? È cambiata in meglio. Ed è una bella cosa per il paese. Per il paese. E anche perché? per la Sardegna. Perché porta la gente. E anche per l'Italia, sa. La musica ha impregnato questo territorio, risuonando nelle bande locali e nei canti dei pastori. Forse è per questo che il jazz è riuscito ad entrare nell'anima di Berchidda, diventando un elemento propulsore grazie allo slancio impresso dal talento di Paolo Fresu. C'era un'idea di fondo che si basava su pochissime cose. Da una parte l'idea di fare un festival che avesse una proiezione nel tempo, che quindi non fosse un fatto sporadico. Dall'altra quella di indagare sul territorio e quindi di comprendere come questa musica che arrivava dall'altra parte del mondo, allora più che ora, ovviamente potesse relazionarsi con la nostra cultura, con quello che noi offrivamo. Dall'altra ancora fare di Berchidda un luogo di attrazione turistica grazie alla musica. La musica è diventata il passepartout per aprire le porte e queste porte poi si sono aperte e piano piano abbiamo scoperto che anche noi avevamo qualcosa da regalare, che non era solamente la buona musica, ma era ciò che la musica poteva permettere di scoprire attraverso il territorio, attraverso la gente, attraverso gli sguardi, attraverso la comunicazione improbabile alcune volte tra il pastore che ritorna dalla campagna e che d'improvviso si trova al bar a bere la birra con un americano che non parla niente se non che l'inglese, quando il nostro berchiddese non parla nient'altro che il nostro italiano, il nostro sardo, e capire così quanto la musica poteva diventare uno strumento incredibile di comunicazione. E non è un caso che l'Aber, no? Che è il centro creativo, culturale che hai voluto fondare insieme a Time in Jazz, sorge proprio in un luogo che prima era adibito ad altro, no? Al formaggio, era un ex caseificio. Che cosa vuol dire? Beh, le cose si evolvono. L'Aber, che è una struttura di 4.600 metri quadri, era uno dei fiori all'occhiello dell'architettura della Sardegna e noi abbiamo pensato che sarebbe stato bello rilevarla e produrre qualche altra cosa, non più il latte probabilmente, visto che quel mondo è in crisi profonda, ma produrre cultura. In fondo le due cose non sono così separate, quindi il fatto che oggi non ci sia più quella cooperativa dove mio padre andava a versare il latte, visto che era pastore, io andavo con lui, piccolissima, 8 anni, andavo con i bidoni la mattina, ovviamente non lavoravo in campagna, andavo a scuola, ma mi piaceva. Quella che è la grande sala delle caldaie, dove si portava il latte che veniva poi bollito per farlo diventare piano piano formaggio, oggi è una sala dove c'è un teatro, dove non si produce più il latte, ma dove si produce cultura. Il Laber
simbolo del cambiamento e della cultura che diventa tratto distintivo dell'economia di un posto. Si trasforma costantemente. Ospita laboratori, incontri con artisti, mostre fotografiche, concerti ed eventi. Nell'officina, tra i legni degli allestimenti, trovo una corteccia di sughero, un pezzo di quegli alberi di cui questa terra è piena. Alberi che da sempre vengono usati dall'uomo per fare tappi e per isolare. Oggi per allestire questo spazio, per costruire concretamente il cambiamento. Penso che ogni oggetto, se sta dentro un'idea, può assumere un valore nuovo. Decido di portarlo con me. Sono arrivata a Berchidda per cercare tesori un tempo nascosti ed ora conosciuti in tutto il mondo grazie al festival Time in Jazz. Qui la musica ha cambiato il tessuto sociale di un territorio, ma come fa a dare un nuovo senso ai luoghi e i luoghi come entrano nella musica? Mi sposto da Berchidda verso la costa orientale, direzione Torre San Giovanni. Qui mi aspetta una bella sorpresa. Paolo Angeli è un musicista sorprendente. Suona un jazz fatto di contaminazioni tra musica popolare e avanguardie e vive il suo rapporto con la musica come un artigiano. Ha costruito lui stesso il suo strumento. Il corpo della chitarra sarda è più grande della chitarra normale, uno strumento baritono, questo suono profondo che va dall'A all'A anziché dal Mi al Mi. Secondariamente è un violoncello, perché comunque si può suonare. Può essere anche un piccolo pianoforte che ha questo sistema di martelletti, poi ha piccoli motorini estratti dai cellulari che invece generano i bordoni gravi. Già questa è una piccola orchestra. L'elemento che più mi trova in simbiosi è il mare. Cioè, il mare per me presuppone che tu decidi di fare un'avventura ed è un problema che gli isolani hanno, perché in qualche maniera il mare sono le mura che proteggono la tua identità, no? Nel momento in cui tu decidi di saltare queste mura, in realtà stai viaggiando, ti stai allontanando da una certezza. Per me la musica funziona a strati, uno strato più alto, uno strato più alto ancora. Qua c'è come un discorso ancestrale, qua c'è la relazione con questa memoria, questa cosa che rimane quasi un background, e qua invece hai il piano più urbano, quello che proprio tende a rompere. E soprattutto il mio modo di lavorare con la tradizione sarda è molto simile. Cioè, la mia musica è stratificazione di quello che sono stato io da quando avevo 8 anni ho iniziato a suonare, ai 12 quando mi sono innamorato del rock, agli ultimi anni in cui invece per esempio mi sono innamorato del flamenco e ho iniziato questa avventura in cui ho proprio studiato fino a farmi venire la tendinite per cercare di imparare il raschiato flamenco, ad esempio. Per te la memoria è importante? Per me la memoria è importante fin quando è viva, cioè se diventa museo no. Per me la differenza tra memoria e musificazione è questa, che quando uno parla di memoria parla di un qualcosa che hai fatto tuo e sei capace di tenerlo nascosto o dimenticarlo anche, perché comunque è una radice che ti appartiene e l'albero non mostra mai le radici. Prima di lasciare la spiaggia, decido di portare con me un sasso preso dal mare. Lo raccolgo perché voglio conservare per il futuro l'idea di stratificazione delle musiche, delle culture, dell'incontro tra le tante anime del Mediterraneo.
musica sa dare nuovo senso ai luoghi e li fa guardare con altri occhi. Anche una chiesa o un cimitero, dove il pubblico è un tutt'uno con i musicisti. Volevo cercare in qualche modo di interrompere il rituale solito di andare a un concerto in cui l'ascoltatore va lì, si siede in platea e c'è questa barriera fra la platea e il palco. Scambi di sguardi, cioè ti senti osservato magari dall'altra parte e secondo me è curioso è il fatto che crea una specie di vulnerabilità, forse permette anche a chi ascolta di approcciarlo in maniera più ingenua, non so, cioè si sente meno protetto dalla barriera fra palco e platea. Ho la sensazione che anche se il pubblico non interviene in maniera musicale, il tipo di attenzione che presta e anche questa cosa che avendo il pubblico intorno ognuno ha uno sguardo su una parte del pubblico diverso, ho la sensazione che qualcosa viene fuori in base al luogo in cui ci siamo, in base al luogo in cui ci troviamo, anche perché l'acustica ha un impatto fortissimo. E anche la risposta del pubblico condiziona quello che facciamo, quindi sento che in base a dove suoniamo le cose vengono in maniera molto diversa. Il fatto che ad esempio qua comunque lo vedi che è un posto che viene invaso penso una volta l'anno per un certo periodo da persone che altrimenti magari non avrebbero mai avuto contatto. È una situazione dove vedo veramente un effetto sociale sul fatto che ci sia un festival internazionale in questo posto piccolo, in mezzo bellissimo, in mezzo alla Sardegna. Questo festival crea un ponte con un mondo che altrimenti sarebbe ignaro di questo posto e viceversa, ed è molto bello. Festival come ponte tra realtà distanti che imparano a comprendersi ed accettarsi. E questo ponte oggi è in grado di sostenere un'economia. Oggi i berchidesi comprendono quanto la musica può essere uno strumento incredibile di comunicazione, di comunione, che in questo momento storico che stiamo vivendo è una metafora straordinaria. E hanno anche compreso quanto questa musica, questo festival potesse essere anche un incredibile strumento di ritorno economico, che non è da sottovalutare. Ovviamente 1,5 milioni di euro sul nostro piccolo territorio è un investimento enorme, è un festival che costa 5 volte di meno e che dunque rende molto di più, è la giusta, corretta risposta a un momento storico in cui si discute molto su una cultura effimera che apparentemente non serve a nessuno e che invece evidentemente alcune volte, se usata in modo intelligente, in modo cosciente, in modo coerente, può dare delle risposte concrete anche alla crisi imperante che stiamo vivendo. Forse in tempi che dividono così tanto c'è davvero bisogno di qualcosa che unisca, che crei armonia tra le diversità umane, tra i suoni differenti di passato e futuro. Prendo in prestito un accordatore da un giovane musicista per avere ben presente questo desiderio di armonia umana. Glielo restituirò un giorno. La musica ha davvero dato un nuovo presente ad un luogo che si era perso nel passato. Il jazz ha portato a Berchidda turisti, curiosi, musicisti, tutti in cerca della cosa che più muove l'uomo. Sì, perché voglio ricordarmelo, la musica sono guadagni, contratti, biglietti, ma soprattutto emozioni. Scrivere musica è un momento emotivo che tu fotografi e rimane lì. Che cosa succede quando la musica incontra lo spazio? Succede la magia. Lì succede qualcosa di inspiegabile. Molte volte mi sono posto questa domanda ma non sono arrivato mai a una risposta e non credo che ci arriverò, perché diciamo che questa è la magia della musica, la magia di quando un musicista va a suonare in un posto, incontra il pubblico,
incontra il luogo e incontra gli altri musicisti, accade qualcosa di abbastanza inspiegabile. Ed è proprio questo che mi spinge a continuare a fare concerti, viaggiare, proprio questa incognita del chissà come andrà, chissà cosa succederà, chissà, è sempre un mistero. Sono venuta a Berchidda per scoprire un pezzo di Italia diverso. Un luogo che sta vivendo una nuova dimensione grazie ad un festival, alla musica e alle buone idee. Qui ho trovato accordi, armonie, incontri tra un luogo ricco di tradizioni e una musica che arriva da ogni parte del mondo. Tra persone di nazionalità e storie diverse che si riconoscono nel linguaggio comune delle note. Ho raccolto 3 oggetti, 3 tesori da portarmi nello zaino. Un pezzo di sughero che rappresenta un luogo della tradizione che cambia e riceve una nuova funzione grazie alla cultura. Un sasso raccolto nel mare, pietra che viene levigata e modificata dall'acqua, metafora della musica e dei musicisti che si trasformano grazie all'incontro, al viaggio, alla stratificazione di esperienze. Un accordatore e l'armonia della musica, quella magia che fa sì che persone diverse, ognuna con il suo bagaglio di passato, si ritrovino a condividere un momento di presente comune. Mentre lascio la Sardegna, sento Paolo Conte cantare che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso aiuta a piangere. La vera musica che sa far ridere. Una musica che unisce le persone che si ritrovano in un luogo ad ascoltarla. E aiuta a piangere. Una musica, come il jazz, che ha cambiato Berchidda e che in qualche modo la sta traghettando nel futuro. E non si sa perché, e non si sa perché. Il nostro viaggio a Time in Jazz finisce qui. Tante voci, suoni, tante visioni, tante buone idee per il futuro. Ma il nostro zaino è già pronto per un'altra destinazione.